Il y a une question de Pierre-José Filipputi concernant l'irrigation de la vallée de la Grosse. Donc, au nom du groupe Corsica Libre, vous avez la parole. 2 minutes et demie. Je vous remercie. Cari Presidente, cari colleghi, donc en 1996 était construit le barrage de l'Ortolo avec pour principale vocation l'irrigation des plaines de la vallée de l'Ortolo, de Grosse et de Tizzane. Vous le savez, Monsieur le Président. En 2011, soit 15 ans après, seulement 5% de ces réserves étaient utilisées pour l'irrigation. Après moult difficultés, différentes mobilisations, en 2013 a commencé les travaux pour l'irrigation de Tizza, ce qui est réalisé aujourd'hui. Seulement, ce n'est pas encore tout n'est pas accompli puisqu'il reste encore la vallée de Grosse à irriguer. Plusieurs réunions ont eu lieu, qu'elles soient publiques, réunions de travail, des réunions sur place également. Donc, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez nous préciser l'avancée de cette réflexion sur l'irrigation de Tizzane, les contours du plan d'irrigation, le dispositif envisagé et le calendrier prévu? Je vous remercie. Merci. Donc, vous avez la parole, Monsieur le Conseil exécutif. Monsieur le Presidente, caro amico, questa domanda entra in un saccone a mezzo a tante altre domande, tutta la Corsica, ma tutte a pro di sviluppo agricolo, e ve ne ringrazio. Giusto per dirvi che un passo da mese fa presentammo un pre-progetto in Falla Soma con il Presidente, un Marzolino e lo Zibeu. Settimana scorsa si trattava di lavori anche a fare, in traccia di vassi, di noi, in Onebi, in Balagna, in Fiummobu, abbiamo Avretto e sino a Bonifacio. Per conto nostro, al di là di investigare regione per regione, sapete che lo scopo è di buon un piano di acconciamento globale che sia inserito per lo più nella prima e nella seconda tappa, ciò che noi abbiamo noi a qua nostro 2050. Intanto state pure tranquilli, non ci sono mica di usatinese, sapete bene, a Valle di Conca, in Grossa, face di noi parte da questa primura, ma io di irrigazione di un mondo agricolo. Ci sono solo 20 anni, per far giungere l'acqua da un mardare dell'Ortolo sinamente a Tizzà. Ortolo sono 3 milioni di metri cubi, comunque, cioè la Dilla, e 3 anni fa, dunque, è inaugurato un famoso redale di Ubiano di Cauria. Ubiano di Cauria, comunque, importante per noi perché c'era una stazione con parecchie bombe, sapete bene, una riserva di 1500 metri cubi e aggiustiamo comunque 18 km, dico, in 300, per quelli che conoscono l'organizzazione, l'insieme di redale. Sono stati questi lavori qui investiti più di 4 milioni di euro. Senza parlare di costruzione da qui a poco, a qui, dell'usina di produzione d'acqua di Orizzanese, più di 3 milioni di euro, adesso è fatta nel 2020, una regione dunque di Usartinese, che ha un budget che è stato puntellato da UBI, per rimpiazzare un'unità travecchia, si può dire così, che un po' più assicurata in maniera chiara, l'alimentazione in acqua di popolazione di Usartinese. L'affare, sapete, non è così facile, ma vi potete rendere conto di tutti i risorse che noi abbiamo e soprattutto cerchiamo di scegliere la meglio a priorità, sempre in tutte le regioni. Riguardo comunque io qui a un budget che sembra mica troppo stinzato, posto che sapete è già divinito. Per tornare di modo preciso alla vostra premura, sapete comunque che lo scopo di Giugni, una Valle della Conca, in Grossa, abbiamo avanzato già di 500 metri, in canalizzazione in 300 e siamo a poco presto per portare il capo a 5 km. Dunque basta poco, ma un poco costa comunque parecchi milioni. Oggigiorno i nostri servizi lavorano una stesa di redale idraulico per i settori di Avuntaneda, Bonivazinca, Periscia e Cantirossi. Da un punto di vista finanziario e tecnico siamo in capacità di dare l'acqua dunque a un spazio potenziale di a poco presto all'ingresso di 100 ettari in più. Stiamo vivendo bene, con un'alimentazione in capitario, dunque con un budget che sarà stimativo a poco presto di 500.000 euro. Un seguito, ecco così, sapete bene, di che abbiamo cercato di avanzare con i mezzi finanziari e risorse umane a disposizione e in rapporto con l'importanza di già di un cantiere.
vogliono dire che ci dovrà fare un'altra stagione di pompaggio e un'altra riserva, senza contare parecchi chilometri di canalizzazione. Per concludere, dico una buona nemica e manca appena l'agricoltore di Usartinese, così pure quelli di Abbiati di Udara o dell'ufficio, a cui noi continuiamo l'acconciamento del territorio, grossa e a Valle di Gronca facendo parte una tappa conclusiva delle nostre premure, so di voi un bel pezzo integrato al piano acqua nostra e ne torneremo a parlare e anche comunicare presto, non sul soggetto dell'acqua, in tutti i terzieri, e di noi che sarà fatta all'occa all'anno 2020. Ecco ciò che l'era maroncista di Bigui stamane, sapendo giusto per i da pena che dopo 100 mesi sapeva che l'acqua dona sempre il suo paese. Ringraziamoci.